perché stavo dicendo, Amedeo Nicotra che passa le sue notti mica a dormire, lui le passa a scrivere poesie, e ne ha scritte tante. Questo è un libro, è un decennale di poesia dal 1999 al 2009. Quindi Amedeo, che noi conosciamo tutti come pittore innanzitutto, ma lo conosciamo anche in parte come organizzatore e come poeta, adesso si è lanciato nel mondo dell'editoria. Ovviamente il libro si intitola Riflessi d'amore. come? Riflessi d'amore. Riflessi d'amore. Oh, Riflessi d'amore, che è sicuro che potete trovare in tutte le migliori librerie di tutte le città d'Italia, in tutte le migliori librerie, tutte le migliori gallerie d'arte di tutte le città d'Italia. La migliore galleria d'arte di Siracusa è qua, e quindi lo troverete qua, questo libro. Mi sembra logica la deduzione. Ma Amedeo Nicotra, chi è che non lo conosce Amedeo Nicotra? Lasciamo stare, ma per chi non lo conoscesse, Amedeo Nicotra non è siracusano, è della parte, l'abbiamo conquistata noi quella parte là, è stata una battaglia dura ma ce l'abbiamo fatta, ma non a calcio, molti anni fa, molti millenni fa, è dell'Agrigentino, vive qua da molti anni ma ormai lo possiamo considerare uno dei nostri, perché ha frequentato da sempre soprattutto gli ambienti artistici, e adesso da quando non lavora più in quel brutto posto che è quella zonaccia tutta sporca, tutta inquinata, tutta piena di schifezze varie, adesso il suo cuore si è ingentilito. Lui non pensa più ai tubi, non pensa più al nero dei rifiuti che insozzano le nostre coste, ma pensa a scrivere le poesie. E lui, oltre a essere un pittore, è anche un grafico, un illustratore, un ceramista, autore del libro di poesia Una finestra sul mare del 1999, un'opera premiata con riconoscimento della giuria alla quinta edizione del Premio Nazionale di Poesia Santa Maria in Castello, città di Vecchiano, provincia di Pisa, quindi oltrepassi lo stretto addirittura. Le sue poesie sono presenti nelle antologie nazionali, ad esempio Antologia letteraria del Golfo 2001 alla Spezia, Antologia concorso internazionale di poesia e narrativa città di Salò, provincia di Brescia 2003-2008, eccetera eccetera. Non sto qua a farvi elenco perché altrimenti vi annoierei, è un elenco abbastanza lungo. Organizzatore di mostre nei gruppi Quarta Fase. Dopo la quarta fase ci sono gli sfasati probabilmente. I gruppi degli artisti sono un po' così, non voglio dire sfasati, ma insomma particolari, ecco, sicuramente. Poi le moltissime presenze nel campo artistico regionale, nazionale ed europeo, sappiamo tutti che è stato ad esporre in Belgio. Le sue poesie sono state ancora pubblicate nella raccolta annuale Poesie in piazza San Valentino 1999, 2002, 2005 a cura del gruppo Le Cicogne a Lentini. Benissimo, un'attività che è veramente proficua, ricca di eventi. Poi lui organizza ogni anno, c'è la poesia d'amore che siamo abituati a condividere con le attività di Galleria Roma e con l'intensa attività di Talent Scout che il nostro Amedeo fa in giro per Siracusa, cercando di coinvolgere amici, persone sconosciute anche, che si ritrovano poi sul palco a leggere o a proporre i loro versi. Ecco, io sono particolarmente felice di presentare Amedeo questa sera, perché innanzitutto è un'occasione per rivedere tanti amici come Tommaso Cimino, a cui faccio un saluto particolare. Salutiamolo con un bel applauso, perché Tommaso viene da lontano ed è anche uno dei nostri, come dire, oratori preferiti, perché raramente viene qua, di tanto in tanto ci si ritrova insieme, ed è una di quelle persone che sicuramente chiamerei se dovessi leggere qualcosa di mio o raccontare qualcosa di mio. E colgo l'occasione di questo applauso per chiamare Tommaso qui sul palco
sul palco, sul quarto gradino, ecco, sul quarto gradino, sulle scale. Tommaso, ci parlerai di quale poeta oggi? Visto che i poeti tu li mangi a colazione, li mangi a colazione, anche dopo, anche a pranzo. Vi parlerò del Nicotra, vi parlerò il Nicotra, Amedeo. Credo che faccia parte del verismo siciliano. Del verismo siciliano del Novecento, tardo Novecento, inizi del 2000. Bene, vedi come si diventa importanti, eh? È una cosa incredibile, stupendo davvero. E allora io un attimo di silenzio per ritornare alla, diciamo, alla serietà della circostanza, ma non troppo, perché un po' di buon umore non guasta mai. E lascio la parola a te. Sentiamo che cosa ci dirai su Amedeo. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera innanzitutto, ben trovati. So una cosa, che Salvo ha fatto una strizzatina d'occhio per un piccolo particolare che mi riguarda, perché fra le varie cose che Amedeo ha fatto e che continua a fare c'è anche quella di partecipare ogni anno ad una cosa che per qualche anno ho curato anch'io, e mi spiace parlare di me per mettermi in mostra, ma insomma sono qui, mi vedete, quindi non posso nascondermi. Le poesie della prima raccolta di Amedeo, Una finestra sul mare, che quest'anno fa 10 anni di vita, quella bella raccolta, quel bel libro, chiedetelo perché ancora ce n'è qualche copia in circolazione, sono andate a ruba ma ancora qualche copia c'è e fa molto piacere leggerle. Sono delle poesie con cui io vorrei partire per parlare di questo libro che spero abbiate già in mano o che comunque prendiate prima di andarvene, per un motivo, perché i riflessi d'amore e la finestra sul mare sono due temi che spesso Amedeo usa per un motivo, perché è innamorato ed è innamorato a 360 gradi, se si potesse ancora di più, veramente non è uno scherzo in certi casi, quello di dire non dorme, non riesce a trovare pace fin quando non si esprime, perché alcune poesie di 10 anni fa che qui sono alla pari rispetto a questo testo che avrete in mano, sono delle poesie che nascevano addirittura tornando a casa dopo turni pesanti di lavoro, con in testa veramente pensieri che erano amorosi anche per quelli che stava per rincontrare, ma voi dite li avevo lasciati qualche ora prima, e in realtà però anche lasciare certe persone per 5 minuti uno soffre, non può stare affatto tranquillo. A me mi piace iniziare con una poesia. Io rubo il mestiere a quelli che verranno dopo di me perché leggeranno di sicuro molto meglio, ma c'è una donna fatale, che è una poesia di San Valentino del 2008, che spero sia utile e buona per capire cosa pensa Amedeo della poesia. E io sono entrato per due vie nel cuore di Amedeo. Uno, perché il rapporto che ci lega è trentennale almeno con me. Io ho 30 anni e da 30 anni c'è Amedeo nella vita mia e della mia famiglia. E poi figuriamoci, leggere le poesie apre sempre veramente più che finestre. Donna fatale. Ho catturato uno sguardo di donna tra la folla. Ho perduto un gesto intimo pieno di fascino. Ho scritto una poesia d'amore per una sconosciuta. Perché la sconosciuta? La poesia cos'è? Qui in questo libro c'è una preziosissima serie di considerazioni di Maria Teresa Saro, che parlerà fra poco, e lei ha individuato per bene una nota fra quelle che Amedeo ha, ed è questa, quella di non lasciarsi mai sfuggire la possibilità di esprimersi, di comunicare con gli altri, di trovare la forza dentro di sé che emerge. E la sconosciuta è la poesia. Le donne che scrivono poesia, e qua ce n'è, e di brave, le donne che scrivono poesia hanno la poesia per compagna, la poesia è una donna e le donne la accompagnano. Gli uomini in realtà hanno la poesia come un oggetto da raggiungere, da conquistare, e la sconosciuta che passa
è una donna che potrebbe avere il suo fascino e ce lo regala per un attimo. Ha avuto un attimo di fascino, in una strofa di questa breve poesia Amedeo ha avuto un attimo di fascino, eppure quell'attimo è riuscito a illuminargli la vita di quell'intera giornata, di quella sua esistenza. E questa sconosciuta è una sconosciuta da riavere tutte le volte, da riottenere tutte le volte, a cui ci si avvicina con grande impegno, con grande leggerezza, con grande passione. E guardate, anche qui la strizzatina d'occhio di Amedeo, e per parlare di poesia si deve aggiungere altra poesia, viene da un signor poeta dell'Ottocento che si chiamava Baudelaire. E io mi permetto di accostare, veramente senza tema di esagerare, mi permetto di accostare questa sconosciuta ad una sconosciuta che forse è un po' più famosa, ma è altrettanto affascinante come donna che passa. E sono anni, qui le poesie che vedrete dal 99 al 2009 hanno in realtà radici molto più lunghe nel tempo. C'è una sempre riconosciuta, una sconosciuta che si conosce e che via via si mette sulla pagina. Facciamo un cambio? Sì, cambiamo. Questo non so se vale di più. No, io farei valere quello senza dubbi di più. Perdonate il mio francese, che è malandato. La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, au grand œil douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fasteuse soulevant, balançant les festons et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Ailleurs, mais loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Oh, toi che je savais, oh, toi qui le savais. La via assordante strepitava intorno a me. Una donna alta, sottile, a lutto, in un dolore immenso, passò sollevando e agitando con mano fastosa il pizzo e l'orlo della gonna, agile e nobile con la sua gamba di statua. Ed io, proteso come folle, vedevo la dolcezza affascinante e il piacere che uccide nel suo occhio, livido cielo, dove passa l'uragano, un lampo, poi la notte, bellezza fuggitiva dallo sguardo che mi ha fatto subito rinascere. Ti rivedrò forse solo nell'eternità, altrove, assai lontano da qui, troppo tardi, forse mai, perché ignoro dove fuggi, né tu sai dove io vado, tu che io avrei amata, tu che lo sapevi. La poesia è una donna sconosciuta che via via gli uomini, i poeti, le poetesse no, le poetesse sono più fortunate, gli uomini riconquistano volta per volta. E riconquistare significa riconquistare campane per il lutto a casa, le nostalgie o la luce di chi esce dalle zolfare. Sono titoli e poesie che troverete in questo libro di Amedeo. Riconquistare memoria di giovinezza e allontanamento, forse, novità, cose che arrivano tutti i giorni e che veramente ci colpiscono solo per un attimo. Allora essere colpiti per un attimo significa, e chiudo, avere, come si dice, come dice per bene, trovando la forma adeguata a questa irruenza di passione che a volte non fa dormire, avere l'amore come se fosse una surgiva e dire queste cose proprio nella lingua più intima che è il dialetto. L'amore è una surgiva. Se è una fonte che scappa via dalla terra, non sta scaturendo e basta, non sono i paroloni, scappa via, esce dalla terra.
deve trovare la sua via, che è la via per riconoscere se stessi attraverso quell'amore e quella poesia, e arriva fino al mare. Quella poesia, L'amore in una sorgiva, chiude questo libro come una finestra 10 anni fa apriva amore verso il mare, ritornando dopo un attimo, non 10 anni, 20 anni o quanto più, a avere il mare come sbocco e abbraccio. Non è un caso che gli uomini entrino, solchino con le loro navi il mare, ma abbiano sempre bisogno di ritrovare in quel porto che è la donna, l'accoglienza, l'amore, la pace e la tranquillità. Grazie. Grazie Tommaso, sempre dedicato, sempre... Questo ha una dedica, non me lo rubate. No, assolutamente no. Grazie ancora. La poesia non cambia il mondo, non dovrebbe cambiare il mondo, perché in effetti che cos'è la poesia? Sono parole, come potrebbero mai le parole cambiare il mondo? Però noi siamo qua stasera per la poesia, perché stiamo onorando la fatica, i versi di un nostro amico, e forse voglio insinuare un po' qualcosa, i pensieri buoni, quelli delle persone buone, forse che uniti insieme, messi insieme sulle strofe, messi insieme in versi, forse riescono a cambiare il mondo. Anzi, vi dirò una cosa, di questo ne sono certo, la poesia può cambiare il mondo. E dov'è Federica? Vieni Federica. Sentiamo adesso qualche brano dalla voce recitante di Federica Pistritto, una nostra amica di Galleria Roma. Signora Ortigia. Isola triste, bella e attraente, sinuose anoressiche curve ti accarezzano il corpo. Nobile, eroica terra, amata e posseduta dal mare. Signora ferita e stuprata da vandali e branchi di lupi. L'amore è come una sorgiva. L'amore nasce come una sorgiva, acqua chiara che esce trasparente e scorre da un monte alla pianura. Mentre cammina, cresce e diventa un ciume, stringe i denti ed una testate contro coticchiuna, arboli secchi sradicati, sicura di arrivare alla marina. Strascina tutto, chi giocava davanti, in chi sai una, rompe mura e ponti, ave la forza di 100 liuna e non s'ascanta di niente. Tramonta o sole, arriva malinconica la sera e si fa sentire la stanchezza. Alla sorgiva ci batte forte il cuore, pensa di finire la sua corsa pazza, ittandosi in mezzo al mare. Con tutta la forza della voce chiama lo suo gran amore, solo tu parole ida ci dice, lassanno in terra l'anima e il cuore. Arride l'ultima volta la sorgiva, sospira felice e dopo muore. Amore, quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché è soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te.
tu senti e che ti fa pensare a me. Vorrei sentirti dire che m'ami da morire, perché è soltanto questo che desidero da te. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore. Vorrei che fosse amore la cosa che io sento. Continua con l'intervento della nostra amica Laura Alessi, che non ha mai calcato palcoscenici importanti come questo, tutta roba così un po' provinciale. O anche un applauso a Laura, facciamo un po' di coraggio, perché recitare davanti a della gente è sempre un impegno non da poco, è difficile. Io ti lascio il palco, ti lascio alla gente, vediamo, ascoltiamo questi versi di Amedeo. La prima è Riflessi d'amore. Rivedo il mare, rinnovato nella malinconia, avvolto in uno scialle di luce aggrappato al tramonto. Gli ultimi riflessi palpitano all'orizzonte, spegnendosi lentamente negli abissi pieni di speranza. La mia giornata muore nell'immenso mare con le ultime scintille cariche d'amore. Mi manca il morso della dolce mela, mi manca lei. Aspetto nell'attesa dentro le stanze vuote del mio vecchio cuore. Mi manca tanto la costante dei suoi passi generosi, sistematici rumori. Mi manca l'abitudine di vederla accanto nelle mie eterne giornate. Mi manca il profumo lieve e passionale del suo corpo che stimola i miei sensi. Ancora altro tempo mi ruberà l'attesa dall'orologio, ingrato della vita. A seguire ai versi letti in maniera molto emozionata e partecipata dalla nostra amica Laura Alessi, io lascerei nuovamente il microfono a Federica, che ci canta un brano un po' più accattivante, un po' più moderno. Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola che mai. Farei anche a meno della nostalgia che da lontano torna per portarmi via. Del nostro amore solo una scia, che il tempo poi cancellerà e nulla sopravviverà. Non ti scordar mai di me, di ogni mia abitudine. In fondo siamo stati insieme e non è un piccolo particolare. Non ti scordar mai di me, della più incantevole fiaba che abbia mai scritto. Un lieto fine previsto, assai gradito, forse anche stata un po' colpa mia.
tra gli amici che partecipano a questa festa per Amedeo, per questa iniziazione del suo nuovo libro di poesie, c'è Maria Teresa Asaro. Vieni Maria Teresa, siamo qua ad aspettarti a braccia aperte. Un tempo veramente non avrei mai, non mi sarei mai accostata a leggere delle poesie per mio diletto. Non avrei mai osato aprire un libro di poesie. Leggevo molto, sì, leggevo molti romanzi, anche molta narrativa, ma non poesie, anche perché a scuola ci obbligavano a impararne a memoria parecchie, non è che la cosa mi piacesse molto. È stato durante il periodo universitario che mi sono accostata alla poesia e ho imparato ad apprezzarla. Adesso comprendo, cerco di comprendere, amo profondamente il dire poetico. Poi lo studio della filosofia, devo dire che mi ha aiutato molto, cioè ha contribuito a, in un certo senso, proiettarmi nel mondo del linguaggio poetico, perché è un mondo ricco di suggestioni, di immagini. Ecco, sono solita in classe leggere agli alunni poesie che io reputo significative, perché quello che conta, al di là di imparare poi la poesia a memoria, è di trovare e di riuscire a capire quale sia la filosofia del poeta, dell'uomo che scrive, al di là dei versi, cosa lui pensi, cosa vuol comunicare con i suoi versi. E questa è la cosa più importante. Ho notato che i giovani hanno un'intuizione e una spontaneità straordinarie. Tempo fa, appunto, parlando del marxismo, dunque dell'alienazione dell'uomo nel lavoro, del lavoratore, ho ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione degli alunni una poesia di Amedeo Nicotra che è significativa da questo punto di vista e che ha suscitato un dibattito molto acceso in classe. Questo è importante, cioè i ragazzi devono accostarsi in questo senso alla poesia. La poesia che io ho proposto in classe è Martire per un giorno, ossia Tute blu. Scrive lo stesso autore che il dramma si ripete perché ogni giorno le vittime del lavoro aumentano e l'olocausto nei luoghi di lavoro continua e nessuno riuscirà mai a ripagare il dolore delle famiglie. Era il vento dinamico, la gioventù coraggiosa, il bisogno di vivere una vita dignitosa, in fila, come un soldato, dentro le gabbie di ferro, con il recinto di filo spinato, lavorare a ciclo continuo, turni massacranti, interminabili notti, rumori assordanti di macchine in moto, la paura del fuoco che arde la tuta e la pelle, la puzza di carne bruciata, un corpo sbattuto a distanza. Un giovane si ferma al cancello per salire le scale del cielo. Siamo carne da macello, dichiarò il compagno alla stampa. L'elmetto di plastica bianca, sulla tuta blu notte adagiato, un paio di scarpe d'acciaio sopra una cassa di legno dorato, oggetti personali di un martire caduto nei fossi industriali, come un eroe, come un soldato. Poesia straordinaria, cioè Amedeo Nicotra osserva la vita, osserva il mondo esterno, ma nello stesso tempo, scavando nell'interiorità del proprio io alla ricerca di quelle verità autentiche, ma sempre in cui domina il sentimento, quindi non c'è una scissione tra realtà e sentimento. Ed è anche una poesia molto significativa per i ragazzi, quella che ho letto diverso tempo fa dal titolo Dopodomani. Assorbiti come liquidi nella voragine che ingoia certezze, schiavi del tempo s'arrampicano sull'effimero falso benessere, strumenti diabolici per giochi futuri, incautamente usati da branchi immaturi. Maligno il potere con in tasca le chiavi, diventa più forte con i giovani schiavi. Molto significativa perché spesso purtroppo i giovani è come se perdessero i propri colori, le proprie connotazioni distintive per appiattirsi e omologarsi in una vuota uniformità purtroppo molto difficile da colmare.
E ovviamente è qui che può intervenire la poesia, nel senso che la vita intanto continua, magari colmandoci di lusso, colmandoci di regali con cui magari coprire una perpetua nudità, però ecco, dando vita a un vuoto interiore arduo da eliminare. Quindi ecco cosa bisogna far capire. Cioè è qui che le parole potrebbero riprendere il loro significato, è qui che nasce la poesia, cioè l'esigenza di far filtrare l'essenza dei propri sentimenti nell'arte, e tutto questo in un libro di poesie. Allora, innanzitutto Amedeo Nicotra è un uomo di alti ideali e poi, fra l'altro, è un maestro di conoscenza e di verità, di amore, attraverso una poesia varia, profonda, ma nello stesso tempo calda, suadente. La vocazione potremmo definirla metastorica della sua ispirazione si risolve proprio in quest'ansia perenne di superare il divenire, la transitorietà del presente, per cercare di scovare quello che di eterno, stabile ed imperituro si cela dietro esso. E che cos'è questo qualcosa di stabile ed imperituro? L'amore, è l'amore, perché solo l'amore può redimerci e purificarci dal dolore e dal male di vivere. Il titolo non è un titolo casuale, Riflessi d'amore, mi ha fatto pensare a una sorta di diamante che con le sue sfaccettature riesce a proiettare luce e luminosità ovunque, così come l'amore che riempie di luce, riempie di sé l'intera esistenza umana. Il poeta sceglie di essere e non di sembrare, sceglie di disvelarsi e non di interpretare. E nei versi di Riflessi d'amore vibra quasi uno slancio vitale di suggestione bergsoniana, ossia che si rifà al filosofo Henri Bergson, cioè anima, corpo, spirito, materia sono due poli della medesima realtà. È questa poesia che redime, cioè poesia che ambisce a cogliere l'assoluto, delineando tra le sue righe una dimensione sia sognata che sognante, in cui finalmente viaggia senza catene, libero, lo spirito liberato dalla vis poetica. Scrive Aristotele: la poesia è qualcosa di più filosofico e di più autentico della storia. La storia mira piuttosto a rappresentare il particolare, ma la poesia rappresenta l'universale, e Amedeo Nicotra magistralmente universalizza l'intimo afflato del sé. Amedeo, ma chi te l'avrebbe mai detto? Cavo da fare tutto sto danno, mamma mia, ma tu pensa un po', tu hai scritto poesie, quelle ti sono venute fuori così spontaneamente, invece abbiamo scomodato Baudelaire, abbiamo scomodato Aristotele. Abbiamo degli amici molto preparati. Sì, vabbè, molto preparati davvero, va bene. E io ti ringrazio, ecco, sei stata incredibilmente precisa nella tua esposizione, nella tua lettura. Come non esserlo, voglio dire, insomma, dinanzi a simile arte chiunque si prova. Hai peccato forse un po' di timidezza, perché ti vedevo un po' così con questa voce bassa che non ti ha sentito. Ecco, una volta che vinci la timidezza, però sono sempre stata timida. Va bene, io ti saluto. Ciao cara Maria Teresa. Prego. Io dico, ma come si chiama? Federica ha cantato. Tu, insomma, che te la tiri tanto, dai, diciamolo pure, da lettrice autentica di versi, di poesie e anche di filosofia, e non solo tanto. Ma insomma, vuoi cantarci qualcosa? Lo farei volentieri, ma naturalmente... L'ho beccata, sa tutto sulla poesia, ma non sa, ovviamente. Sarà... Scusa, non per qualcosa, finora ho parlato di Aristotele, eccetera. Come faccio all'improvviso a proiettarmi? Cioè sembra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, sai com'è? All'improvviso, subito, passare alla dimensione ludica. Sì, sempre arte è il canto, però nel mio caso, insomma, non vorrei... No, io direi che è un po' difficile, ecco. Però... Ma voi, cioè, la sottoponiamo a questa prova, che dite? La sottoponiamo? Alla prova del canto, alla prova del fuoco. Va bene. E allora, guarda, accomodati
accomodati. Io guarda, una canzone a caso, va bene? Cioè quella che viene, se la conosci, se non la conosci fai una figuraccia, sono affari tuoi. Quindi sei proprio qua in piena arena e questo è un colosseo, tu sei il gladiatore di turno che ovviamente soccomberà perché soccomberà. Questa similitudine del gladiatore, uguale proprio. E adesso spengo le luci. Spegni pure. Metto un po' d'eco al tuo microfono e vediamo come andrà a finire. Allora, signore e signori, Maria Teresa Asaro. Praticamente abbiamo già quasi finito, ecco, ci sarebbe, c'è un finale che se permettete ho preparato per voi come un omaggio all'amore, un omaggio a tutto quello che, ai sentimenti più belli, l'amore della gioventù, con un pezzo napoletano. Ti sei fatta una veste scollata, un gabbiello che nastra che rosa, stiva in mezzo a 3 o 4 chantose e parlava o francese ma così. Poi l'autriere cadaggia incontrata, poi l'autriere a poeta ignorsi, t'ha già voluto bene.
mattina quando stiva con mica non mangiava che pane c'era, noi campava me vase e che vase tu cantava e che gniva per me e o Cardillo cantava tutti che Reginella va bene a sturre t'ha già voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amamo più, mai volta tu distrattamente pensa a me. Oi Cardillo, a chi aspetta stasera? Non ne ho visto già aperta a cagliola. Reginella è volata e tu vola e canta e non chiagnere più. E a trovare la patrona sincera hai più degna e sentite cantare t'ha già voluto bene a te, mi hai voluto bene a me, ma non ci amamo più, ma è colpa tu distrattamente piano a me. E le poesie di Amedeo Nicotra ispirano questo e altro. Grazie a tutti, buona serata a tutti.